Se uno di loro sarà eletto, fra un paio di mesi diventerà il primo responsabile della gestione del Comune di Venezia. Numerosi candidati sindaci dei vari schieramenti hanno ascoltato la relazione sul bilancio comunale del commissario Vittorio Zappalorto. A lui hanno posto domande, talvolta cedendo l'istinto del minicomizio, siamo pur sempre in campagna elettorale, e valutando poi le risposte ottenute. Ho sentito anch'io le parole del commissario poco fa che mi hanno allarmato e credo che anche per questo sia una ragione in più per chiamare a raccolta tutta la città e chiedere a Roma quello che è un nostro diritto, ovvero quello di poter rientrare di questo sbilancio derivato da un meccanismo iniquo che regola il patto di stabilità. Lei che vive più da vicino la situazione a Roma, Roma è pronta a rispondere in pochi giorni a questo pesante quesito? Ma noi faremo come abbiamo fatto peraltro per quanto riguarda la piccola risposta che abbiamo dato sul patto di stabilità, faremo la nostra parte. Ripeto, quello che mi preoccupa è una percezione sbagliata della città a Roma. Ma tra 2 mesi un sindaco potrà davvero fare tutto questo? C'è il rischio di tornare nuovamente in mano ai tecnici? Io non credo che ci sia il rischio di tornare in mano ai tecnici se il prossimo sindaco immediatamente interverrà con molta forza e determinatezza, non temendo anche di prestare i piedi a qualcuno. Io questo mi prefiggo e credo che infatti, quando dico che il prossimo sindaco non può permettersi il rodaggio, dico proprio questo, è bene che i cittadini sappiano chi voteranno per questo motivo. Votare tra 2 mesi che rischi può avere? Ma votare fra 3 mesi, se non ci sarà un intervento del Parlamento italiano, potrebbe causare un nuovo commissariamento. Questo è un grave rischio che corre la città, l'amministrazione nuova e tutti i cittadini, insomma, perché vuol dire andare a commissariamento e aumentare tutte le tariffe di tutti i servizi.